Doppio podio per il liceo Martin Luther King di Viale Petronenni a Favara questa mattina al concorso letterario Peppe Casà tenutosi al Castello Chiaramonte. Oggi la premiazione a conclusione dell'evento che ha riscontrato una massiccia partecipazione da parte delle scolaresche e che si è posto come obiettivo quello di promuovere letteratura e poesia come strumenti utili alla crescita dei più giovani. Il concorso rientra all'interno della terza edizione della rassegna Profumo di Primavera, promossa dall'Unitre Empedocle di Favara, presidente il dottor Diego Caramazza, e dal comune di Favara. È un concorso letterario riservato soprattutto ai bambini e mira, oltre che a ricordare il grande poeta Peppe Casà, in parte sconosciuto, a valorizzare quella che è la cultura e l'ispirazione, la vitalità dei giovani, dei ragazzi. Perché noi come università intendiamo relazionarci, metterci in relazione con i giovani, cercando di dare un contributo derivante dalla nostra esperienza. I giovani oggi, con queste poesie che hanno presentato, hanno dato veramente una lezione di morale, di cultura, di bellezza. Oltre ai vari attestati di partecipazione sono stati premiati anche ragazzi più meritevoli e tra questi sono spiccate le alunne del liceo King diretto da Salvatore Pirrera e accompagnate alla Sala del Collare dalla vicaria Mirella Vella. In rappresentanza dell'istituto presenti anche i professori Giuseppe Bellavia e Elvira Alaimo. Sono Serena Mammo Zagarella, della classe quinta E, seconda classificata nella categoria Poesie in lingua siciliana, e Miriam Dinaro, terza C, primo premio nella categoria Poesia in lingua italiana, rispettivamente con le poesie Donna e Ho conosciuto te. Donna, a donna non si tocca, né coi mani né cavucca. È una femmina bella e buona, canuddu la consola. Stira, lava, sta attento ai figli, ma un marito non ci porta manco i gigli. La donna è assai curiosa, ma è sempre la più preziosa. Tutto il mondo va avanti grazie a Tia, che si rassiglia e l'uluscio della via. L'ispiratrice di me fu le donne da mia vita. Una che morì a 82 anni e mi lasciò tanti ricordi grandi. L'altra sempre presenti con il cuore e con la mente. E non mi fa mancare i manenti, ma più importanti è mia madre, che mi detti la vita e tanti amori con mio padre. Ida ogni giorno mi tiene in mano per insegnarmi a volare lontano e farmi a diventare una donna, una madre e poi una nonna. Ho conosciuto te in un giorno di sole e sei diventato la cura di ogni mio dolore. Forse non c'è via d'uscita a questo amore che va in salita. Mi sentivo triste e scoraggiata, ma poi di te mi sono innamorata e il cuore batte all'impazzata quando la mia vita stringi tra le dita. Ti amo e so che t'amerò, perché nel mio cuore ti porto e ti porterò. E dato che da te mi sento amata, scorri nel mio cuore come una cascata. Riesci a farmi tremare le gambe, perché mi sei scoppiato dentro come delle bombe. Sono piccola, ma la tua mano ha stretto la mia, perché i nostri cuori sono già in alchimia. Una premiazione ampiamente meritata che mostra come l'estro creativo delle due ragazze sta ben crescendo sotto la guida dell'attento personale del liceo King di Favara. Oggi la nostra scuola festeggia i risultati conseguiti da queste nostre due alunne. Le ragazze da sempre hanno evidenziato una particolare sensibilità nei confronti della scrittura creativa e in particolare nella realizzazione delle poesie. Due poesie che veramente per i contenuti di grande valenza educativa e formativa rivelano il lavoro svolto al liceo Martin Luther King, che è sempre attento alla formazione veramente di questi giovani.